Allora, eccoci tornati in studio. Allora, prima della pubblicità avevamo lanciato alcuni punti interrogativi, ma soprattutto la richiesta di, come dire, di proporre anche delle soluzioni, o comunque una strada da percorrere per poter invertire, diciamo, quella che per tanti forse magari è considerata una normalità. Dottor Miotti. Sì, allora, tante idee. Vi posso raccontare un aneddoto? Oggi ero in macchina con mia figlia di 13 anni e io gli faccio: scrivi questo messaggio alla mamma e dille di fare. E lei a un certo punto mi fa e poi dice: hai un atteggiamento imperativo, secondo me devi chiedere se può. Ecco, io ho 3 figlie e mi stanno pungolando e sono contento che loro facciano allenamento con me. Perché? Perché dimostrano di avere autostima, vuol dire senso del diritto. Tu mi devi chiedere se posso, io ti chiedo che ho bisogno. Allora, questo è un primo elemento, certo, di dire: noi dobbiamo educare le persone a dire: io ho diritto di farmi valere. Il discorso della scuola è importante educarsi, intanto il rispetto è sacrosanto, io ti rispetto e non ho nessun diritto di venirti sopra, dire che tu non vali. Ecco, su questo noi dobbiamo educare le nuove generazioni all'empatia, dobbiamo farlo dai bambini, ma soprattutto dobbiamo fare un lavoro con i genitori. Dobbiamo fare un lavoro con i genitori, perché per esempio se i genitori in famiglia vedono la violenza ai bambini, noi potremo avere degli adulti violenti. Quindi per esempio, le le situazioni familiari difficili quindi hanno delle conseguenze poi nei figli, ad esempio, certo, una volta che crescono. Una volta che diventeranno genitori, diventeranno marito e moglie, perpetueranno quello che hanno visto, cioè la violenza assistita la porti avanti. Allora dovremmo fare prima un'educazione con le nuove coppie. Io dico, non voglio mica educare i nonni, ma anche i nonni lo stesso, perché i nonni poi diventano più saggi a un certo punto. No, prima avevi, non so, un uomo violento, irascibile, poi diventa nonno e diventa più buono, chissà perché. Il testosterone. Il testosterone, dicono, o forse la saggezza. Anche. Mariana, allora, se abbiamo 15-16 ore magari cominciamo a buttare giù un programma. Iniziamo, esattamente. A spot, andiamo a spot. Innanzitutto è una questione, io ci tengo in maniera profonda, ok, a darle la dignità che merita questa questione, perché risolvere questo problema e quindi riportare al centro la questione di genere a tutto tondo migliora il nostro paese, tutti ne traiamo un beneficio incredibile. È un problema sistemico e quindi sistemica deve essere la soluzione. Ne ha elencate tantissime prima nel suo intervento il nostro editore, però voglio dire è veramente una questione che non si può tradurre in provvedimenti a spot. L'avvocata diceva prima la questione legislativa: quando si fanno le leggi bisogna stare attenti a cosa si scrive. Guardate, sono tantissimi anni che in tutti i campi la legislazione di questo paese procede per decreti, per spot. Passatemi la brutalità, in modo più elettorale che altro, no? Quando si fanno le leggi, noi abbiamo una sovrapproduzione di leggi proprio per questo motivo, magari bisognerebbe sentire le persone che sanno di quello di cui si sta parlando. Sarebbe già una buona norma, e questo lo dico in tutti i campi. Scuola. Nella scuola noi aggiungiamo e togliamo materie come se fosse un menù, giusto? Per cui abbiamo visto togliere la geografia, togliere l'educazione civica, oggi torna l'educazione civica, viva Dio che torna l'educazione civica, bisogna capire che cosa si fa in educazione civica. Le materie tipo educazione all'affettività, rispetto di genere, eccetera, eccetera, a volte vengono affrontate anche alle elementari, ma sono assolutamente facoltative e quindi demandate. Non sono nel programma, e quindi vengono demandate alla buona idea, alla buona volontà di quei singoli professori, docenti o magari dirigenti scolastici che sono illuminati. Ecco, siccome la scuola è un diritto universale, io lo considero un diritto universale, ci vorrebbe una programmazione nazionale ad hoc. Poi c'è la questione culturale. Anche prima
può scappare l'idea, no, che siano le madri a educare, ma in realtà c'è una coppia che fa i figli, quindi l'educazione dovrebbe essere della coppia, ma all'interno della coppia stessa l'uomo spesso scantona e la relega, ok, alla parte femminile della coppia. Anche lì è una, voglio dire, una dannazione incontrovertibile? No. Se ci fosse per esempio anche sul lavoro un congedo di paternità paritario a quello di maternità, magari anche l'uomo comincerebbe a fare la sua parte di educatore, e anche questo secondo me sarebbe viatico per magari non eliminare, ma sicuramente ridurre la violenza, che la violenza, come diceva anche l'avvocato prima, non è semplicemente t'ammazzo di botte, ma è anche quella verbale, lessicale, di sistema che c'è proprio tutto attorno alla donna, no? Molto subdola e a volte annichilente, per cui veramente uno non si rende nemmeno conto, ma ormai è così, insomma. Quindi questi sono solo piccoli spunti, ma ripeto, è un problema sistemico che riguarda tutta la nostra società. Certo, beh, avvocato Chiantoni, allora di spunti ce ne sono tanti, sicuramente un aspetto è quello anche genitoriale, giustamente come diceva Mariana Cestaro, perché l'educazione dei figli, anche insomma, chi ha una certa età è stato figlio ed è stato allevato da una madre in un periodo in cui il maschio poteva fare quello che voleva, ma se aveva una sorella, la sorella invece era molto più limitata. Quindi ecco, c'è una responsabilità in questo anche da parte delle donne? Insomma, vedi che non la sentiamo? Un attimo solo. Ecco, non avevo attivato l'audio, scusate. Guardi, io non sono mai molto appassionata nella ricerca di chi è responsabile di un dato fenomeno, perché io penso che se è un fenomeno talmente eclatante che coinvolge tutti gli strati e a vari livelli, perché non è che coinvolgono soltanto le donne che non lavorano o le donne che sono meno culturate o le donne che hanno un carattere più mite, non è così, in realtà è un fenomeno trasversale. Sicuramente io mi permetto di dire che è una questione culturale che dovrebbe appunto nascere, come ho detto prima, dalla famiglia, quindi sia tramite l'esempio di un padre e di una madre amorevoli e rispettosi. Però noto, ovviamente non ho un dato statistico per poter dare un'evidenza, però ho notato anche tra conoscenti, parenti, amici e colleghi, come anche normale che sia, che quando nasce una bambina si crea comunque un rapporto con entrambi i genitori, però il rapporto col papà, io sono prima di tutto sono una figlia, è diverso dal rapporto che si instaura con la mamma, e allo stesso tempo il bambino ha un rapporto diverso con la mamma. Allora molte volte mi rendo conto che quelle stesse donne che prima di diventare mamme si lamentavano di certi comportamenti, poi quando diventano mamme e hanno la possibilità di incidere fattivamente tramite l'esempio e l'educazione, è come se si dimenticassero della vita precedente, e è un fenomeno italiano, no? Dei mammoni in passato, comunque le mamme chiocce, che c'è un rapporto col figlio maschio un po' particolare. Oltre a questo sicuramente c'è un problema sistemico, cioè quando le donne cominceranno a ricoprire dei ruoli apicali nelle società, a livello del Parlamento, quando ci sarà un primo Presidente del Consiglio donna, quando sarà normale che ci possa essere un Presidente del Consiglio donna. Guardi, l'Italia è ancora qui che combatte perché vengono venduti gli assorbenti pagandoci sopra l'IVA. Cioè, rendiamoci conto, mentre in altri stati dell'Unione Europea vengono dati addirittura gratuitamente. Adesso non mi ricordo in quale stato membro recentemente è riuscito a ottenere questo. Quindi è la donna che deve essere concepita come soggetto pensante e meritevole di rispetto quanto l'uomo, dalla famiglia fino poi a livelli più alti, a livello dello Stato. Ma fin tanto che le donne prendono uno stipendio più basso, hanno difficoltà di assunzione in età fertile perché si pensa che possano avere figli e quindi potrebbero stare a casa, finché c'è appunto una disparità salariale e finché poi d'altronde non c'è la possibilità di fare carriera.
quelle che arrivano sono pochissime, tant'è che fanno notizia. Quindi se invece diventasse una cosa comune e normale, si darebbe anche un messaggio ai più giovani che insomma la donna ha parità di diritti e di valore di uomo. Che le differenze non ci sono. Sì, però bisogna tenere presente una cosa, cioè lo stato in cui ci troviamo. Allora, chi ha una buona famiglia naturalmente alleva i figli in una certa maniera, ma abbiamo visto che se sono stati 25.000 le violenze in Italia, che sono emerse poi, non parliamo di quelle che non escono mai, di quelle violenze reali e non il trattamento, diciamo, di emarginazione che ha la donna normalmente, quotidianamente. La famiglia non insegna. Abbiamo solo una possibilità, purtroppo, che è la scuola. La scuola deve prendersi questo onere, perché spesso proprio quelle famiglie, quei bambini che cresceranno avendo imparato la violenza contro le donne e la ripeteranno, perché questo è la maggior parte dei meccanismi che ci sono, allora quella popolazione non potrà mai essere recuperata. E allora qui interviene la scuola con un messaggio pesante e mi permetto di dire, qui dovrebbe intervenire la religione, il cristianesimo. Ma fin tanto che questo cristianesimo ha emarginato per migliaia di anni, ancora adesso, la donna, non possiamo pretendere che la donna abbia una presenza all'interno del rito cristiano che si merita. E non è detto che questa emarginazione appartenga alla religione. Non appartiene, sia ben chiaro. È una questione creata a suo tempo perché a suo tempo c'era questo tipo di cultura. Ma adesso, di fronte a questa situazione, e abbiamo un Papa che può alzare la voce finché lo lasciano campare, no? È il momento in cui la donna, come esempio per la società, venga inclusa all'interno del mondo religioso. Allora questo sarà un esempio e creerà dignità e creerà credibilità alla donna stessa. Perché finché alle prediche le fa il parroco, non è la stessa cosa. Quando sarà la donna a fare le prediche, allora avrà una, diciamo, equiparazione sufficiente per dare dignità alle donne che partecipano al rito religioso. Se no, automaticamente, inconsapevolmente, normalmente sono emarginate, ma loro non lo sanno. Questo è uno degli aspetti importanti. La politica ha recuperato in questi ultimi 70 anni. Prima non esisteva la donna, se non casi sporadici. Perfino il premio Nobel hanno immediatamente recuperato la figura femminile perché non andavano con pregiudizi. Ma quello che è importante è che il sistema della società dia spazio alle donne, indipendentemente dagli stipendi, indipendentemente da tutti, che tolga questo preconcetto che è diffuso in tutto il mondo e soprattutto in una civiltà cristiana come la nostra dovrebbe essere l'antesignana di questa evoluzione. Mariana, ci sarà. No, io non mi sento adatta a fare un ragionamento sulla religione. Mi sarebbe molto piaciuto, ma soprattutto anche quando ero studentessa, poter interloquire a questi livelli anche con dei teologi cristiani. Io ribadisco sempre il solito concetto, e cioè che noi comunque siamo in uno stato di diritto, in uno stato laico, e la religione fa parte della nostra cultura, ovviamente. Il problema, casomai, è che è ancora permeata, giustamente come diceva poco fa, da un maschilismo endemico, però di fatto, voglio dire, leggendo i testi sacri, voglio dire, sono stati scritti 2000 anni fa, voglio dire, quindi non è che ci si potesse aspettare questo messaggio così avanzato, anche se
anche se soprattutto nei Vangeli qualcosa di più c'è rispetto al Vecchio Testamento, però ripeto, non mi sento assolutamente la persona adatta ad affrontare questo tema. Invece io vorrei recuperare la questione che non è a prescindere dalla questione economica, a prescindere dalle cariche ricoperte, perché invece quelle sono parte di quel sistema che è tutto a una corsa ad ostacoli nei confronti della parte femminile di questo mondo e che ricordo in Italia essere più della metà della popolazione. Quindi, ma non è soltanto una questione di giustizia, non è semplicemente per dare la parità d'accesso, la parità di stipendio, la parità a 360 gradi, sì, sarebbe bello, è una questione di giustizia, sarebbe sano e sarebbe economicamente molto ma molto vantaggioso. Noi siamo un paese che ha la necessità, se voi adesso passatemi un attimo l'excursus e la parentesi, ma stiamo ragionando di Next Generation EU, stiamo ragionando di come venire fuori comunque da un indebitamento che sfiora il 160%. Bene, mettiamo le donne a lavorare, mettiamo nelle condizioni di competere a parità con gli uomini e credetemi che la nostra economia fa un balzo di quelli enormi. Riprendiamoci in mano tutta la questione della non autosufficienza, dei lavori di cura, paghiamo correttamente questa tipologia di lavoro su cui le donne sono impiegate in larghissima parte. Sforiamo il debito anche per aumentare la spesa pubblica e per dare servizi alle donne e delle donne, perché le donne si occupano di servizi, cioè non ci ferma più nessuno, non ci ferma più nessuno. Sì, questo è un investimento, ma certo. È un investimento che a lungo tempo premia, ma io vorrei che la donna fosse considerata per quello che è. Meravigliosa. È un essere indispensabile. Ma certo che sì. E quello che fa come madre è più importante di qualsiasi scoperta. Cioè, passa in secondo piano anche Einstein. Perché alla fine, se non c'è una generazione, una prossima generazione e quelle successive, è inutile che stiamo qui a combattere il virus più che altre cose, no? Quindi quello che è importante è la donna di per sé e la capacità di essere madre, mettere al mondo i figli e di essere madre e lasciare la dignità, perché spesso le donne non fuggono ormai da questa situazione. Quello che mi scandalizza è quando danno pari dignità alle donne andare a fare le soldatesse, no? Andare a fare i soldati. Ma questo è il principio di un orrore. Ma non esisteva neanche nel Medioevo una situazione di questo genere e noi abbiamo superato addirittura quei preconcetti che aveva il Medioevo quando le donne dovevano stare a casa. Ed era una forma di riconoscimento della capacità della donna. Doveva fare i figli ed era importantissimo. Magari maschi naturalmente, perché si faceva solo donne, allora solo femmine, allora era condannata dalla società e anche dalla Chiesa. Era stata maledetta da Dio, quindi non procreava maschi. Guai, abbiamo visto Eleonora d'Aquitania, no? Il primo divorzio col consenso del Papa ce l'ha perché ha avuto 2 figlie da Luigi VI, no? E il maschio dov'è? Quindi lo caccia, quindi la allontana. E lei che era una persona, era un personaggio, bisogna leggere la storia di Eleonora d'Aquitania, si sposa in seconde nozze, sempre col consenso del Papa, con Enrico II, e ha una sorta di rivincita quando nasce, naturalmente, Giovanni senza terra e così anche Riccardo Cuor di Leone, no? E dice, vedete che io non sono maledetta da Dio, e alla fine avrà 9 figli, cioè 7 da una parte e 2 dall'altra, e quindi è una donna che mette in piedi e crea la nuova democrazia in Inghilterra, perché il figlio Giovanni senza terra,
che sembra sempre un figlio un po' disgraziato, invece era molto più bravo e molto più consapevole di Riccardo Cuor di Leone, scrive la Magna Carta, che è il principio su cui il diritto non è solo del re, ma anche degli altri. In quel momento erano altri, molto limitato, ma comunque si è rotta questo pregiudizio nel pensare che solo un uomo può comandare su tutta la terra. Ecco, bisognerebbe imparare da queste storie che la donna può fare, e la donna soprattutto è in grado di creare delle creature, allevarle come ha fatto Leonora d'Aquitania fino all'ultimo giorno. Indicava e combatteva perché la società evolvesse, e lei è quella, prima di Eleonora d'Aquitania le donne erano maltrattate ma in maniera orrenda. Eleonora d'Aquitania inventa il dolce stil nuovo ed è una rivoluzione. Cioè Dante, a distanza di 100 anni, dice: tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, no? E lo fa, perché è convinto, cioè nella mente degli uomini, dopo Leonora d'Aquitania, la donna diventa una cosa preziosa, poi con tutti i limiti che abbiamo visto, ma comunque mai fu trattata così bene nelle epoche precedenti come nel momento in cui Leonora d'Aquitania inventa i troveri, i trovatori che cantano la donna. Era il primo salto in avanti del riconoscimento del valore della donna, con tutti i suoi limiti ovviamente. Oggi abbiamo dei media che possono viaggiare in tutto il mondo, date spazio a certi concetti e soprattutto imponete il valore della donna solo perché è in grado di partorire i figli, è in grado di allevarli e lasciarli allevare, perché non può fare doppio lavoro, è già un lavoro allevare i figli, e quindi bisognerebbe pagare. E c'era un disegno di legge circa 40 anni fa proprio sul doppio stipendio della donna. La donna doveva essere, quando stava a casa, doveva essere stipendiata. Se non andava a lavorare, comunque la donna nella prima fase di educazione dei figli, di allevamento dei figli, doveva ricevere comunque uno stipendio, perché è un lavoro che fa nei confronti dello Stato, e lo Stato siamo noi, quindi lo fa nei confronti nostri. Questo è fondamentale. Alessandra Chiantoni, allora, possiamo ridisegnare la nostra società e pensare, diciamo, anche a soluzioni, diciamo, diverse, che non debbano necessariamente passare per una, come dire, un'uguaglianza di compiti, di professioni, anche di atteggiamenti. Oddio, è una domanda difficilissima. Dobbiamo pretendere che effettivamente ci sia un cambiamento e che si vada nella direzione opposta a quella in cui invece ci troviamo. Io però non voglio sembrare appunto una nota scordante, però io voglio credere ancora in una società in cui una donna è degna di tutela e di valore e di importanza, anche se decide di non procreare, per esempio. Certamente secondo me la tutela della donna passa dal riconoscimento delle libertà individuali, libertà di espressione, libertà di essere quello che uno si sente di essere. Quindi vuoi fare la scienziata e non vuoi crearti una famiglia, fallo. Vuoi avere 11 figli, fallo. Vuoi avere un'esperienza all'estero, vai, fai tutto quello che tu ritieni utile per soddisfare e realizzare te stesso, perché se non ti realizzi non sei soddisfatto. Certo. Io temo però che queste situazioni già presenti in epoca storica nel tempo invece recente, diciamo contemporaneo, si siano un po' moltiplicati. Per esempio il periodo del lockdown che abbiamo vissuto recentemente, si sono aperte dell'11% in più le inchieste di reati che si consumano all'interno delle mura familiari, dai maltrattamenti fino poi alle violenze sessuali a discapito del coniuge o del convivente. Ma secondo me questo avviene fondamentalmente perché c'è
una situazione di imbarbarimento sociale e tutti questi social in realtà erano nati per unire, in realtà hanno creato dei muri e delle distanze. Invece dobbiamo ritornare a incontrarci di persona, ad essere empatici, e così colmeremo questo vuoto. Invece questa dipendenza che abbiamo verso questi mezzi, perché questi nuovi reati come revenge porn, per esempio, altri reati come altre fattispecie come per esempio il sexting, che adesso non è ancora prevista come fattispecie autonoma di reato, cioè persone, soprattutto negli adolescenti, che si scambiano messaggi che abbiano contenuti diciamo sessuali, il quale ancora non rappresenta una fattispecie di reato, come se una donna potesse ricevere messaggi di un certo tipo, tanto è normale, no? Cioè non incide sulla sensibilità personale. Il problema secondo me sta proprio lì, cioè nel senso che gli stessi atteggiamenti che c'erano prima, il bullo, quello che si vantava di aver conquistato una ragazza, di esserci andato a letto, prima lo faceva nella camera con i suoi amici o al bar o in una piazza. Adesso il invece problema lo fa in rete, lo fa in rete. Sì, però il problema si amplifica, perché prima lo sapevano in 3 che erano del gruppo, adesso lo sanno milioni. Ricordiamoci, e poi taccio, che tanti anni fa, quando ancora non c'era la riforma del codice rosso e quindi non esistevano alcune fattispecie di reato come il revenge porn, ci fu una ragazza che mi pare in Campania o a Napoli che si chiamava Ilaria Cantone. Questa ragazza in età adolescenziale, nel periodo liceale, aveva iniziato le proprie prime esperienze affettive e il suo primo, diciamo, fidanzatino aveva pensato bene non solo di riprendere l'atto in sé, ma anche di lanciarlo totalmente in rete, quindi neanche in una chat tra amici, un numero limitato, e divenne subito virale, tra i video più visti, con non so quanti milioni di visualizzazioni. Questa persona, per il disagio profondo, soprattutto perché era in un paesino di provincia, si è tolta la vita, quindi bisogna anche pensare a un'educazione verso i figli adolescenti dell'utilizzo di questi strumenti. Certo, avvocato. Sì, ma chi ha compiuto quell'atto, che condanna ha avuto? Ma in realtà ci trovavamo prima dell'introduzione di questa legge, quindi visto che in Italia vige il principio di legalità e con esso il principio di tassatività, se un fatto non è previsto dalla legge come reato non può essere ovviamente oggetto di censura, e ci trovavamo parecchi anni fa. Purtroppo è questo. Il problema è proprio il diritto che non riesce a stare dietro all'evoluzione tecnologica. Le norme sono state scritte e pensate quando ancora internet non c'era. Sì, questo è il principio per cui in Inghilterra poteva essere condannato e in Italia no. Noi abbiamo 55.000 leggi, l'Inghilterra ne ha 3.500. È quello che dicevo prima, abbiamo una E allora spesso pretendere sempre che la legge risolva i problemi si finisce con creare tante leggi che creano il diritto il contrario del diritto. E quindi questo mi perdoni, prego. Ma questa cosa me la solleva proprio, me la mette su un vassoio d'argento. In realtà, se le leggi fossero scritte bene, ne basterebbero anche 3.000 pure qui da noi. Guardate, noi abbiamo una legge che è stata picconata negli anni, che è lo Statuto dei lavoratori, dove però sono fissati dei principi. E tu quando fissi un principio, e vale per legge, anche se il principio è largo, tiene tutto, perché per esempio l'articolo 4, che è il divieto di controllo, di videosorveglianza del lavoratore finché opera la sua prestazione lavorativa, è scritto molto largo ed è stato scritto nel 1970, dove non c'erano smartphone, non c'erano computer, non c'era niente di niente, eppure vale. Viene esteso a tutti i sistemi, perché è stato proprio scritto così. Quindi se ci fosse finalmente una bella riforma, la legge d'accordo, generale, la legge è maschilista. In questo Le spiego caso, perché. Sì, perché se una persona fa inciampare un'altra persona e cade dalle scale e si ammazza, quello viene condannato, soprattutto se si sa che l'ha fatto apposta, no? Ecco. Ma l'inciampo non appartiene alla legislazione.
uno inciampa, ho fatto uno scherzo, cosa succede? Mica va in galera. Però se è una donna che viene messa in quella condizione, allora guarda, questa è l'interpretazione maschilista del diritto, e per conto mio non sta in piedi. Vedo che non accenna negativamente. No, diciamo che non condivido proprio totalmente quello che ho sentito. Quando qualche anno fa si parlava appunto per la prima volta di femminicidio, io come tanti altri avvocati siamo un po' inorriditi, perché poi nella popolazione comune, che non si ha una conoscenza ovviamente giuridica, si pensava che fosse stata introdotta una nuova norma che prevedesse l'omicidio della donna. In realtà non è così, perché quando si parla di omicidio si riferisce sia tanto all'uomo che alla donna. Il problema non è tanto solo quello, è quanto il sistema accusatorio che caratterizza il nostro procedimento, cioè l'accertamento della responsabilità penale in capo ad un soggetto a seguito di un avvenimento. Quindi il cosiddetto inciampo che lei dice si traduce in una fattispecie di reato che sono le lesioni, e le lesioni sono sempre esistite. Il problema è che la politica oggi ha pochi contenuti e per strappare qualche voto segue la pancia della società, e quindi si inventa le molteplicità delle fattispecie di reato, come è successo per esempio con le lesioni e l'omicidio stradale. Prima esistevano le lesioni colpose e l'omicidio colposo, e rientrava anche la violazione del codice della strada. Poi, per inasprire, a causa della gente che non rispetta il codice della strada, i pirati della strada, anziché inasprire genericamente le pene, hanno previsto delle fattispecie autonome di reato, e così è avvenuto anche per quanto riguarda la violenza di genere, che però mi permetto di dire che, per quanto non sia un sistema perfetto, dove ha delle grandi falle, però proviamo a pensare se non fosse mai stato introdotto la fattispecie di reato che tutti quanti chiamiamo stalking, che non sono altro che atti persecutori. Tutte quelle donne in fase di separazione, o conviventi o fidanzate, che si trovano perseguitate fuori dai luoghi di lavoro, di incontro con gli amici, di casa, che vengono minacciate, che ricevono telefonate, che vivono un vero e proprio assedio. Se non fosse stato introdotto questa fattispecie di reato, secondo voi come troverebbero tutela? Quindi certo. È vero quello che avete detto, ma è vero anche il contrario. Oscar Miotti. Ma io direi che a questo punto, più che parlare di femminicidio, noi dobbiamo dire che è l'omicidio in generale, al di là del sesso, cioè noi dobbiamo, sono d'accordo, dobbiamo ribadire proprio questa cosa qui. Ma io ero molto intrigato in quello che diceva Ermanno prima, no, rispetto alla Chiesa, no? Io mi inoltro un po'. Il messaggio evangelico, quando Gesù nasce senza il Padre, no? Il Padre c'è, ma voglio dire, adesso festeggeremo l'Immacolata l'8 dicembre, e lì ha spiazzato tutti, no? Quindi ha messo la centralità della donna, ma poi ci sono un sacco di esempi dove Gesù parla con la Maddalena e in qualche maniera ripristina, salva la Maddalena, la salva dalla lapidazione, quindi pensate, il messaggio evangelico è molto chiaro. Quella che noi consideriamo oggi prostituta, poi non ho capito quelli che vanno con le prostitute come si chiamano. Non c'è la visione maschile, il termine maschile. Mi impegnerò a trovarla, nel senso che non c'è perché non è nella concezione. L'uomo è assolto in partenza. Sì, l'uomo in base, perché l'uomo... La donna è prostituta, ma l'uomo è assolto in partenza. Ed è lui la causa della prostituzione. Assolutamente sì, perché se non ci fosse l'uomo che ha questo bisogno non ci sarebbe la prostituzione. E poi rispetto la Chiesa come cultura, ma anche in questo contesto veneto, può avere un ruolo. Per esempio il mio parroco ha valorizzato le suore quando vanno a fare i campi scuola, gli fanno fare anche dei discorsi a loro, perché sono sempre assoggettate, però è sempre, cioè, dovremmo pensare, non so se la tua provocazione è quella di avere delle sacerdotesse, certo, no? Certo, perché no? Sì, non c'è nulla, mi scusi, nulla che ma osta, perché no? A parte che
in quei 12 apostoli che c'erano seduti là, poi le hanno tolte, c'erano anche delle donne. Sì, nei Vangeli apocrifi. Poi invece nella tradizione medievale e rinascimentale, e Leonardo da Vinci ci ha messo una figura abbastanza femminile vicino, sì, nel cenacolo, no? Assolutamente. E quindi a guardarlo bene Leonardo capiva e sapeva le cose, ma non si potevano fare, sarebbe stata una sorta di autoannientamento, le avrebbero bruciato vivo. Ma bisogna avere il coraggio di aprire gli occhi e dire le cose stanno così perché è scritto nel Vangelo. C'è nel Vangelo. È Cristo che si mette e dice: ma chi è senza peccato è quello che ho detto prima io, sì, chi va con la prostituta è peggio della prostituta. No? Se creiamo questo tipo di indirizzo, di cultura, allora cambia molto, e la Chiesa ha un grosso peso nel creare etica e nel creare morale. Questo è importante. Sì. La scuola, ma prima di tutto la religione è fondamentale per cambiare il pensiero dei bambini e poi che saranno quegli adulti che porteranno avanti una tradizione culturale assolutamente diversa. Certo. Sì, io volevo dire così anche un flash, proprio ieri una donna che di cultura, medico, insomma, una persona che ha anche una professione importante, dice: io sono stato vittima di un uomo che mi ha voluto soggiogare in qualche maniera, che era petulante, no? E io la volta scorsa le avevo detto: tu devi darti il diritto di esistere, il diritto di esistenza. Lei ha detto: ho avuto una sorta di sussulto, l'ho sentito proprio nella colonna vertebrale, come dire, ho cominciato a stare in piedi, no? Ecco, io lancerei proprio questo messaggio, no? Di aiutare le persone, ciascuna, che siano maschi e femmine, il diritto di esistere. Cioè mi devo permettere. Chiaro che se ho un'educazione dove sono schiacciato, noi dobbiamo fare un lavoro culturale, ahimè qualche volta anche un lavoro terapeutico, per tirar fuori le persone. Però devo pensare che uno deve stare con la schiena dritta, nel senso, ho il diritto di esistere. Certo. Bene, dobbiamo fermarci qua. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi, grazie al dottor Oscar Miotti, psicologo e sessuologo, grazie a Alessandra Chiantoni, avvocato penalista, grazie a Marianna Cestaro, segretaria provinciale della CGIL di Padova, che si occupa di politiche di genere. Ma noi torneremo a parlare di questo tema, così come ormai è già da un po' di tempo che facciamo, ma approfondiremo ancora, diciamo, questo aspetto, l'aspetto pratico, l'aspetto delle proposte, di come è possibile cambiare una società che fatica a cambiare proprio perché ha dei pregiudizi che si trascinano e si ripetono e si autoalimentano nella società. E abbiamo visto come anche le innovazioni tecnologiche poi alla fine rappresentino un ulteriore terreno fertile per produrre altre forme di persecuzione, di emarginazione piuttosto che di discriminazione. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo venerdì prossimo alle 21, TV7 Match, buonanotte a tutti.